chiedo all'onorevole Pili, che però vedo già in piedi, quindi non c'è bisogno di chiederglielo, e gli do la parola per illustrare la sua interpellanza. Prego. Grazie Presidente. Ad alcuni può sembrare anacronistico oggi, di fronte alle emergenze nazionali, parlare di un'emergenza di un anno fa. Io lo faccio comunque perché è evidente che a tutti non può sfuggire che da un anno ad oggi niente è cambiato. Ho ascoltato con attenzione le parole del sottosegretario Del Rio riferendosi all'immediatezza con la quale intende intervenire sulla alluvione di Genova, sulle altre calamità nazionali. Sento impegni per escludere quelle opere da realizzarsi dal patto di stabilità. Sento impegni finanziari ciclopici, centinaia di milioni di euro. Mi sembra di rivivere il film drammatico del 18 novembre del 2013, quando allora Presidente del Consiglio Letta, una decina di ministri, uno dietro l'altro, una passeggiata di Stato nei luoghi dell'alluvione, andavano a declamare risorse copiose che sarebbero scese più di quanto ne ha fatto scendere acqua l'alluvione stessa. Si arrivò a dire cifre dai 100 ai 200 milioni di euro nei prossimi mesi con la legge di stabilità e non arrivò niente. Si parlò di interventi immediati per il ripristino delle strade, delle arterie viarie di connessione di centri abitati, la ricostruzione delle reti idriche devastate da quella drammatica alluvione. Ebbene, 367 giorni dopo quella drammatica alluvione che ha lasciato sul campo 19 vittime, 2.700 sfollati, che ha lasciato danni contabilizzati dalla Presidenza del Consiglio, dai commissari governativi delle protezioni civili di oltre 700 milioni di euro, viene da domandarsi se è anacronistico parlare oggi in quest'Aula dell'alluvione della Sardegna di 367 giorni fa. Non è anacronistico, è di stretta attualità rispetto al metodo, al modo che ha anche questo governo di comportarsi di fronte ad alluvioni, a drammi, a calamità naturali che non possono essere semplicemente giustificate con il cambiamento climatico che è in corso in Europa e in tutti gli Stati europei o nel mondo, ma che hanno bisogno di risposte cogenti e immediate, concrete, non fumose, non sterili e inutili impegni di cui la Sardegna oggi non se ne fa più assolutamente niente. A noi, lo dico al sottosegretario, preannunciando anche il desiderio di avere una risposta compiuta. Non ci interessa un impegno del governo, ci interessano risposte legislative che possano già dalla legge di stabilità, da questa, dall'emendamento che il governo deve presentare in questa legge di stabilità per porre rimedio a quelle balle di Stato che ci sono state raccontate con la continuità politica dal governo Renzi a quello Letta, che hanno imbrogliato i sardi promettendo risorse copiose, e ci sono le dichiarazioni che possiamo una dopo l'altra poter rileggere, e che invece si sono tramutate nel niente assoluto. È questo quello che noi chiediamo. Provvedimenti coerenti con quello che si dice, con le affermazioni che si fanno, con quello che sostanzialmente invece è venuto meno in questi 367 giorni. Lo voglio ricordare perché questo è un elemento che fa pandan con i 270 giorni di governo Renzi, perché non vorrei che qualcuno adombrasse anche l'idea che la responsabilità politica, e non voglio citare gli anni delle costruzioni fatte sugli alvei dei fiumi, nei bacini idrografici a rischio, voglio guardare strettamente il concreto, cioè l'intervento postumo all'alluvione. Su 367 giorni di distanza, 270 con 0 interventi, con 0 stanziamenti sono in capo a questo governo. Quindi, sottosegretario Del Rio, non c'è viattolo per sfuggire a questa responsabilità politica. Dovete fare l'emendamento nella finanziaria, dare le risorse che spettano alla Sardegna e che spettano non perché ce l'avete nel cuore la Sardegna, come ha detto un signore che poi cercherò di richiamare in questi giorni, ha detto li stanzieremo perché abbiamo la Sardegna nel cuore. No!
Dovete stanziare perché ci spettano, non perché ci avete la Sardegna nel cuore, perché è un problema di discriminazione, perché avete stanziato le risorse per le altre regioni, avete fatto gli sgravi fiscali per gli altri cittadini colpiti dalle alluvioni in Liguria, in Emilia-Romagna, come lei ben sa, in Toscana, nel Lazio, avete fatto per tutti la deroga al patto di stabilità, esclusa la Sardegna. Anzi, a dire il vero, uno sgravio sul patto di stabilità è stato fatto di 23,5 milioni di euro in una sottospecie di legge di stabilità del 2014 in cui sono stati utilizzati risorse che erano già state utilizzate precedentemente, quindi impegnate, che quindi venivano calcolate per la deroga al patto di stabilità per altre alluvioni. Come dire, contrapponiamo l'alluvione di Capoterra a quella della Gallura o del centro Sardegna. E quindi assolutamente inutili, così come hanno dichiarato ieri decine e decine dei sindaci. 82 comuni colpiti, rasi al suolo nel sistema idrografico, nel sistema di captazione delle acque, nel sistema viario, nel sistema ambientale devastato da quella alluvione. Quindi non ci sono scuse. Non si possono accettare deroghe o proroghe rispetto ai temi che sono stati posti in questa interpellanza. La fotografia di oggi è devastante. Basta girare per la Sardegna, andare a rendersi conto dalla Gallura arrivando sino alle zone interne. Paesi, cito il caso di Onanì Combiti, ancora quei rimasugli di ponti, ancora tutti bloccati dagli alberi che si sono staccati dall'alveo del fiume. E ancora oggi, più di allora, il rischio diventa gravissimo, cioè quello che una possibile precipitazione possa di fatto creare danni ancora più gravi di quelli che sono stati creati. Ci sono dighe divelte, la diga di Torpè, che è quella che ha causato sostanzialmente per il malgoverno, per un'opera pubblica che non si è portata avanti, anche quella in regime commissariale, e che è ancora oggi lì, testimonial della disefazione, dell'incapacità di dare delle risposte puntuali sul piano anche dell'intervento. Ebbene, quella diga non ha avuto un intervento in messa in sicurezza. Doveva essere sollevata la paratia, doveva essere messa in condizioni di non andare a incidere su quell'asta fluviale, messa in condizioni di non incidere su quelle aree che sono state drammaticamente colpite. Non è stato fatto assolutamente niente. Aree urbane, di città importanti come la Gallura, di paesi più piccoli, che sono ancora così come 367 giorni fa sono stati lasciati da quella alluvione. E poi ci sono i drammi di chi ha perso tutto, di chi ha perso la casa, di chi ha perso i mobili, di chi ha perso le aziende agricole, di chi ha perso il patrimonio pubblico, di piccoli, modesti comuni che già stritolati dalla scarsità delle risorse finanziarie non hanno la possibilità di intervenire nei più elementari bisogni, dalle scuole agli asili. E l'intervento sul patrimonio pubblico, che è stato censito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i suoi commissari, è di 495 milioni di euro di danni. Interventi sul patrimonio privato stimati in 39 milioni 406 mila euro. Le attività economiche e produttive stimate in 44 milioni, non stimate, censite in 44 milioni di euro. E si aggiungono a questi, stranamente non contabilizzati, 79 milioni 863 mila euro per le attività agricole. E allora che dire? Su questi temi cosa dobbiamo dire? Che abbiamo stanziato 20 milioni di euro? Che ci sono 20 milioni di euro stanziati col decreto di qualche giorno dopo l'alluvione? Io vorrei che il sottosegretario su questo dicesse le cose come stanno, facesse una comparazione, non la voglio fare io per adesso. Vorrei che fosse il sottosegretario a dire c'è stata una discriminazione nei confronti della Sardegna e noi ci impegniamo a porre rimedio. Deve essere il sottosegretario a dire che c'è questa discriminazione, non lo voglio dire io. Ma se non lo dirà, saranno i numeri a parlare e a dimostrare che verso la Sardegna c'è un atteggiamento chiaro ed evidente. E non mi si dica che non ci sono i soldi. Io questo tema dei soldi che non ci sono, non solo non lo accetto, non solo non lo condivido, ma posso dimostrare che così non è. Avantieri a Cagliari, nel porto della capitale della Sardegna, sono sbarcati decine di nuovi carri armati fiammanti,
Ognuno di questi 9 milioni di euro ne hanno scaricato tra Sant'Antioco e Cagliari in 20 giorni 20 carri armati fiammanti che hanno attraversato da Cagliari la strada statale 130 per arrivare a Teulada, quindi moltiplicando per 4 il tragitto che avrebbe potuto fare, quindi dando bella mostra di sfoggio, di potenzialità di Stato, di arroganza di Stato, mentre la Regione dice limitiamo le basi militari, qualcuno dice come me cancelliamole. Ebbene cosa fanno? Cosa fa il Ministro della Difesa? Li fa passare in bella mostra a dimostrare che lo Stato c'è. Lo Stato c'è con i carri armati, c'è con quelle risorse che sono state buttate per fare esercitazioni che non avranno alcun senso per il nostro esercito, perché come sappiamo non possono essere utilizzati in nessuno scenario di guerra, e sono denari sottratti invece a quegli interventi di cui i cittadini comuni, come lei ben sa, potevano invece far ben uso e buon uso per dare delle risposte compiute. Tutto questo non c'è stato, tutto questo non avviene e siamo costretti, e lo voglio ricordare, a leggere la continuità politica tra il governo Renzi e quello Letta, tra quello Letta e quello Renzi. Perché Renzi il 19 novembre del 2013, e cito solo questa, ma ne potrei citare, ne ho tante a disposizione, una dichiarazione in cui dice: il governo recepisca l'ordine del giorno della Commissione Ambiente, approvato da tutti i partiti all'unanimità, stanziando 500 milioni anziché 30. Renzi, ormai già pronto a scavare la fossa al collega Letta, si candida al governo del Paese dicendo togliamo la cifra di 30 milioni e mettiamoci 500. Sono passati 270 giorni e di quei 500 milioni non vi è traccia in alcun provvedimento, tantomeno nella legge di stabilità. Se la priorità deve essere quella del riordino in tema idrogeologico, di prevenzione, c'è solo uno strumento, che è quello della legge di stabilità. Non ce ne sono altri. Dire che faremo un provvedimento ad hoc, che ci stiamo lavorando, che non è vero, i progetti ci sono tutti nel nostro Paese. Bisogna finanziarli. Bisogna realmente, non a parole, dare concreta attuazione a quello che vuole essere un indirizzo civile e di civiltà, cioè quello di prevenire a monte per evitare i drammi a valle. E questa è la regola fondamentale che bisogna mettere in campo, bisogna prevenire e nella prevenzione bisogna mettersi nelle condizioni di dare risposte compiute, non sfuggenti. Si possono recuperare risorse importanti. Io non credo che si possa fare con le affermazioni fatte a Cagliari da un tale Erasmo D'Angelis, che dice l'agenzia ANSA essere responsabile nazionale della struttura. Perché questo signore, senza alcuna investitura sul piano democratico, ma soltanto per un mandato del Presidente del Consiglio, egli stesso senza nessun mandato elettorale puntuale, dice dobbiamo alle vittime del 18 novembre la ricostruzione di un territorio in sicurezza. E dice, aggiunge, siamo in stretto contatto con il Presidente della Regione Pigliaru. La Sardegna, dice Erasmo D'Angelis, la Sardegna ne chiederà 500 di milioni e noi faremo tutto il possibile perché l'isola è nel nostro cuore. Il giorno della ricorrenza. Il titolo, alluvione, 500 milioni per la Sardegna nei prossimi 5 anni. È falso. Sono proclami da regime imperialista che utilizza la TV per dire qualcosa che non ha alcun tipo di riscontro concreto. C'è un decreto, c'è un disegno di legge del governo che stanzia 500 milioni per la Sardegna? La domanda che si pone nell'interpellanza è sì o no. C'è un provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri? Sì o no? Ci sono risorse che vanno oltre quei 20 milioni stanziati per l'emergenza, su cui avete tentato anche di ricadere anche gli stanziamenti per i mutui agevolati, bocciati perché li avete messi all'interno di un fantomatico decreto Roma Capitale, come se gli auspici per Roma Capitale dovessero coincidere, così come invece purtroppo hanno coinciso, con quelli del dramma dell'alluvione. Ebbene, tutto questo non è
assolutamente accettabile. Servono risposte compiute. Non si può in alcun modo derogare, e credo che questa sia la partita fondamentale sulla quale le domande sono sul piano fiscale cosa intendete fare, sul piano economico, sul piano della concretezza degli atti legislativi. Grazie il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Del Rio, ha facoltà di rispondere.